Oltre 100 attestati consegnati agli studenti che hanno frequentato i corsi di lingua e cultura sarda organizzati sul territorio. Il convento di Sant'Antonio a Ploaghe ha ospitato un incontro pubblico promosso dall'Istituto Bellieni di Sassari, nel corso del quale sono stati assegnati anche alcuni premi. Il primo, Simove Salimba di Movet, dedicato alle più brillanti idee progettuali sulla promozione della lingua sarda, è andato al musicista e cantante folk Valentino Giuliano Mocci di Bono per la realizzazione di un CD. Il secondo premio è stato assegnato a Fabrizio Pedes, astrofisico di Biti, che ha ideato un laboratorio di astronomia. Il terzo classificato è stato Enrico Campana, originario di Orune, per aver progettato un laboratorio sull'importanza dell'acqua nell'agro di Sassari. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Carlo Soggiu, accompagnato dal delegato alla cultura Giovanni Salis, che hanno lasciato spazio agli interventi di Maria Doloretta Laia e Michele Pinna, presidente e direttore scientifico dell'Istituto Bellieni, e alle conclusioni di Daniela Masia, responsabile del coordinamento operatori di lingua e cultura sarda. Noi abbiamo riflettito sobre as atividades e sobre o significado que tem essa língua sarda nessas comunidades nossas. Vai a gente meda e gente che ha partecipato in questa convinzione che ormai su tempo è maduro provare in modo che la lingua sarda si affrimmede non solo come diritto ma fino come pratica di vita di ogni giorno, in queste scuole, in sul mezzo di comunicazione, il suo lavoro. Spazio anche alla musica con il coro polifonico di Ploaghe e con la cantante Carla De Nule accompagnata al pianoforte da Massimo Pizzalis.